Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola di Anco, la parola di questo ultimo video, la parola video. E, ammetto che sono anche emozionato perché dopo sento video che abbiamo scambiato tanti commenti insieme e sì, ho anche a me insomma anfiate, quasi di nostalgia di tutto questo percorso che si è fatto. E ora volevo spiegarvi perché si è fatto questa roba qua. Tramite proprio l'etimologia della parola video. Niente ancora parliamo, tante volte parliamo mai dei mesi di informazione e una volta si parlava, sì, è vero, però in te visione, ecco, in te visione moderna, si è di scoprire una roba nuova che è proprio questa, l'uso degli occhi, della visione. Perché il nostro cervello, ne dice tanti studi, il nostro cervello fa fatica a cernire quello che vede davvero da quello che l'idealizza. Se ne andiamo a analizzare l'etimologia della parola video, che è un sostantivo, il video, no? O in italiano il video, o in inglese video, ok? E anche in altre lingue, in realtà è una parola latina. Video vuol dire mi vedo, ed è il verbo videre, video, vidis, vidit, quindi mi vedo, ti te vedi, lui vede. No, perfetto. Questa qua è una parola latina. Cosa vuole dire? Vedar? No, con gli occhi. Ma se ne altri andiamo in cerca di qua, che è la raiz da dove che viene fuori questa stessa parola qua, e dunque il concetto di vedere, scopriamo che in greco sta parola qua, latina, video, la va imparentata col greco senza la V. Proviamo a tirarla via. Dunque, il verbo vedere, la parola video, la ha una stretta correlazione col concetto di idea, di ideazione. Dunque, quello che succede dentro la testa. E ora che abbiamo visto che la parola logos, ne abbiamo parlato durante il maratona un luni, la ha a che fare con il pensiero, la parola parlata e la parola scritta. La parola video ha a che fare sì con gli occhi, ma ancora, da nuovo, con l'ideazione, dunque col pensiero. E ora quando che questo fare questi video, che questo farli sia per far vedere che avevi visto in 100 puntate, saremo limitati, ciappando un dizionario veneto, solo alle parole, visto che scomissiava col nome, con la stessa lettera del nome della settimana. E ora praticamente se sento parole che se viene fuori a 100 video, e se state tolte solo da sì lettere, da L come luni, dalla M come marti e mercoledì, da Z come Zova, da S come Sabo e da D come Domenica. Non che mo tira fuori nessuna lettera con la A, nessuna parola con la A, nessuna con la G, con la P, con la B, con la T, che ne è una montagna, ecco, e di tutte queste qua, no? E allora, per far capire cosa, per far vedere, prima di tutto, e una volta che si ha visto coi propri occhi, la funzione del vedere la deve essere qui anche del capire. Prima video e dopo ideo. Quindi prima vedo e dopo me faccio la mia idea. Perché anche facendo un elenco, anche per difendere il status della lingua veneta, anche facendo un elenco di argomentazioni da doparare, se uno non ha visto all'opera queste argomentazioni, sta visione complessiva sulla lingua veneta, e puoi credere o non credere, puoi aderirghe o non aderirghe. Però se più fatica a dire che questa roba non sta in piedi in del sistema, se provando a sossento parole, questo sistema di ragionamento conduce a un progresso della propria idealizzazione, della capacità di vedere e interpretare correttamente, al manco così speriamo, la realtà. Ecco, se poi arrivai al nostro numero 100, qua parola video, vi faccio anche notare che sta V che sparisse tra il confronto della stessa parola in latino e in greco, la si è capita anche la parola veneti. E ora in latino, che era la V all'inizio della parola, quindi video e veneti, attenzione però che in latino si leggeva U, che roba è, quindi in veneti si era in realtà pronunciai veneti, ok? Da che altra parte in greco
come che la parola video è ideo, da che altra parte, questa era Isa, da che altra parte go eneti, senza la V. E ora la parola video, ideo, ha subito lo stesso fenomeno che in greco la V non la chiesa mia, in latino invece la cato scritta e tra l'altro si pronunciava U, al manco insomma in latino classico. Ecco, e ora qua i veneti, in sostanza, maratona veneta, anche sull'ultimo video V, del video appunto, cattemo, mega piace questo termine, per sarar su il sercio di tutto quanto sta bella maratona. Io davvero vi ringrazio, sono anche emozionato, tanti deviati mega domandate fare degli altri video singoli, questo succederà senza dubbio, non so quando, magari su singoli temi che emerge, e tanti deviati magari in realtà domandano anche di fare dei corsi, e ovviamente sarebbe uno sforzo non da poco di organizzare dei corsi, anche perché là sarebbe una progressione da seguire e un impegno anche da parte vostra a entrare in un corso, diciamo, e a seguirlo dall'inizio alla fine, per il beneficio sia vostro, ma anche, diciamo, e per me soddisfazione anche, ma anche a beneficio della quantità media di capacità linguistica che il Veneto può fare. Per persone che ha frequentato un corso, quindi che ha strutturato il pensiero che ha sul Veneto, che la lingua veneta l'acquisisse potenza come una nave che ha un equipaggio più grande sola, no? Ecco. E essere in tria a gestire una nave se manco facile che essere magari in 60, perché c'è tante robe da fare e la lingua è un elemento totipotente, puoi fare qualsiasi roba, tutto quello che fa la lingua italiana o la lingua inglese, volendo il Veneto, nel tempo, c'era non domande mattina, e può essere in grado di farli, perché in potenza puoi fare tutto quanto, basta mettere in atto la nostra idea e far vedere che la funziona. Il Veneto, insomma, è così, e puoi fare tutto e spetta a nientri fare questo. Mi impegnerò a fare, ripeto, altri video, segui sta pagina, strucca mi piace se non avevi mai ancora struccare, e invita i vostri amici a maratonare, resta qua, magari pensiamo più avanti di rimandarla in replica su qualche altra pagina o di fare un best of, qualcosa del genere. E se avevi qualche idea, qualche proposta, qualche suggerimento, scrivimelo anche in privato se vuoi, che magari se è più comodo per me anche tenere tutto quanto tracciato, che a fine della maratona mi si arriva a certe proposte, certi suggerimenti che dopo in tanti casi insomma che avevi visto che subito ciappai in mano come una occasione per riflettere sempre di più e sempre meglio sulla nostra lingua veneta. E ora mi reasso con quello che diventa uno dei miei motti, che è sto qua, sempre avanti, sempre meglio. Bon, ecco, la nostra maratona veneta sull'ultimo passaggio, non la mia ha bisogno di un taglio, di un tagliar via, di una forma, perché mi resta solo l'improntina iniziale, adesso lo verso perché come un piccolo tesoro che si resta dentro cossa, che si resta l'ultimo centimetro della maratona veneta, non so se si vede, oh, sì, l'ultimo centimetro della maratona veneta che mi ricorda che nientri, pa storia della lingua veneta, siamo l'ultimo centimetro. Ricordiamo che se per caso della lingua veneta, della nostra lingua, va butta via tutto, neanche che siamo qua su questo ultimo centimetro, che abbiamo responsabilità di non rendere van tutto il lavoro dei secoli e secoli di storia. Se neanche siamo l'ultimo centimetro, la fine di questo lungo metro che abbiamo selezionato, è anche vero che potremmo essere l'inizio di un ultimo passo questo, ma anche un nuovo passo già a partire da domani mattina con una visione e una idea diversa su quello che siamo. Davvero vi ringrazio tutti quanti, è stata una gran emozione, una gran sfida, sono contento di averla fatta e anche grazie, diciamo, al vostro continuo incitamento a fare il meglio possibile, che spero di aver fatto davvero. Il mio impegno è che sia stato tutto. Grazie ancora, ciao!